Non sempre si arriva per vedere, a volte si arriva per fermarsi, per ascoltare, per ricordare qualcosa che forse credevamo di avere perduto. Benvenuti a Villa Beatrice d'Este. Beatrice, un nome inciso nel vento, figlia della nobiltà, principessa mancata, monaca per scelta. Quassù, in quel che era un antico monastero, cercava Dio, o forse se stessa. Partiamo dalla prima stanza che ci racconta la sua storia. Venite con me. Ma chi è Beatrice d'Este? Ce lo racconta la dottoressa Sabina Magro. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno Ida, benvenuta a Villa Beatrice d'Este. Grazie. Beatrice, sì, chi è? Perché la sentiamo ancora viva. È viva, è qui che cammina tra questi luoghi, che ci ricorda di essere diventata beata grazie alla devozione popolare, ma di essere nata nella famiglia degli Este, nella città di Este, dove negli ultimi anni del 1100 nacque alla corte degli Estensi una vera principessa, una figura che anche i trovatori provenzali hanno ricordato e che poi giovanissima sente la vocazione e si fa monaca benedettina. Fonda un primo monastero sul monte Salarola, qui vicino sopra Calaone, e poi sceglie questo luogo, questa pace, con cura, e porta con sé sorelle e crea una comunità monastica di benedettine che seguono la regola del ora et labora, cancellando un passato che avrebbe potuto condurla a ben altre esperienze. Beatrice, una figura femminile, una pioniera, sì, perché si è fatta monaca in giovanissima età per scelta, preferendo la clausura agli agi di quel tempo. Vero? E soprattutto in un tempo storico in cui sì, la sua posizione sociale le concedeva molto, ma Gelfi Ghibellini e Zelino da Romano attaccavano violentemente tutti i giorni il casato, il castello della sua comunità, e lei, esasperata dal dolore, dal sangue versato, ebbe il coraggio di fare una scelta che non tutte le donne avrebbero avuto il coraggio di fare, spirituale ma anche di vita. E soprattutto in un territorio dove riuscì a diventare un riferimento anche per le comunità più fragili, le donne, gli uomini, che trovarono salvezza nel luogo in cui venne. Gli anni passano, le cose naturalmente cambiano. Questo era l'antico monastero nel XVI secolo, trasformato poi in villa, che è quella che abbiamo qui oggi. Ma come si viveva in un monastero? Perché sono state trovate anche delle tracce archeologiche interessanti. Assolutamente è stato possibile ricostruire la distribuzione degli spazi, in particolare in quest'area, oggi non più visibile, vi era il chiostro. Esisteva una chiesa che si affacciava molto più ampia di quella attuale e alcuni spazi erano destinati all'attività agricola. Dove ci troviamo ora, nel corpo principale dell'odierna villa, lo stesso che si vede qui, vi erano le celle delle monache e certamente anche quella di Beata Beatrice I d'Este. E la destinazione cambiò funzione, uso, cura, proprietà, quando le monache lasciarono il monastero per raggiungere Santa Sofia a Padova
e oggi la villa ci appare con questo aspetto, nell'edificio centrale, chiesa, edificio rurale e spazi aperti al pubblico. Vi assicuro che è proprio così, quel che si dice, che dentro questo antico ex monastero si sentono l'energia di queste mura e una pace incredibile all'esterno. Chi esce da questo luogo esce con una calma e una tranquillità inusuale, sì, proprio in virtù di quello che ci ha lasciato qui Beatrice, una beata veramente amata ancora al giorno d'oggi, il cui corpo giace ancora incorrotto, ma raccontiamone la breve storia. Fattasi monaca, radunò qui una comunità che inizialmente era molto numerosa, di famiglie ricchissime, nobili, le migliori del Veneto del tempo, che mandarono qui, che offrirono l'occasione di creare una comunità che ebbe diversi numeri di frequentazione, ma che rimase viva fino alla fine del 1500. La devozione è legata a miracoli, alla bontà, alla capacità di saper accogliere le persone più umili, e il corpo incorrotto è visibile e si può pregare a lei presso il Duomo di Este ancora oggi, dove fu traslata nel 1957 dalla chiesa di Santa Sofia in Padova alla comunità atestina. Dentro la villa il visitatore curioso non trova solo la grande storia, ma anche il museo naturalistico dei Colli Euganei. E questo straordinario museo interno ed esterno ce lo presenta il professor Antonio Mazzetti. Buongiorno. Ciao Ida. Buongiorno professore. Allora, questo luogo, che è un luogo di meraviglia, è un luogo di storia, è un luogo di bellezza, è un luogo di grandi paesaggi, di grande respiro. Qui ci troviamo nella stanza dove viene rappresentata la flora. Una flora assolutamente, praticamente unica. Perché? Ma perché i Colli Euganei sono unici, sono un unicum. E questo da cosa dipende? Dipende dalla loro nascita, come tutti i luoghi. Sono luoghi che, a differenza di Iberici, che era un atollo, questo era una fossa. All'interno di questa fossa, di questa fattura, sono uscite lave che erano ricche di silice, hanno creato coni, ma hanno sollevato il fondo del mare, creando cupole calcaree. Abbiamo questa doppia natura. Abbiamo due tipi di flora, se vuoi. Una flora che può essere mediterranea, come quella delle isole del Tirreno, e sullo stesso colle, a 150-200 metri alla stessa altezza, piante che troviamo in altipiano. Professore, cosa trova il visitatore curioso che arriva in questo museo? Ma trova, come si dice, una sintesi della estrema varietà botanica che è presente sui colli, dai boschi che sono di tutti i tipi, ai terreni, come dicevamo prima, di tutti i tipi, e trova funghi, trova una possibilità di raccolta anche di erbe antiche, di erbe mangerecce, quelle delle nostre nonne. Questa è solo la prima sala, ma ci spostiamo sulla seconda, dove troviamo, oltre alla flora, anche la fauna, sì, la fauna dei colli. Beh, come dicevamo prima, questo ambiente così particolare ospita da sempre una grande quantità di animali. Prima di tutto, ad esempio, a me piace benissimo vedere un falco pellegrino che nidifica sui Colli Euganei nella parete rocciosa di Rocca Pendici. Ma poi abbiamo l'amatissimo tasso, la donnola, la faina. Abbiamo ecco, la volpe, ovviamente, il riccio, che è anche il simbolo del parco. E poi questi animali notturni. Sì, sia notturni che anche questo sparviere, questa poiana. Insomma, c'è la vita continua, che si ripete, questa biodiversità intrecciata, straordinaria. Una terra, professore, che parte sempre da lontano anche nei suoi prodotti e sempre attraverso gli animali. Sì. I Colli Euganei sono un luogo di grande accoglienza, da sempre. Beh, qui vediamo alcuni prodotti, ad esempio quei famosi calabroni che fanno tanta paura. Questo è un nido impressionante, fatto dai calabroni che masticano e producono questa cellulosa all'interno del quale creano, no? Ecco, però, al di là del calabrone che tanta paura e tanta curiosità crea
e fa queste sculture. A me piace parlare nella biodiversità dei prodotti dei mieli. Questo è uno dei prodotti per me principe, perché la varietà della flora, il castagno, i prati danno mieli in tutte le stagioni. Abbiamo dei mieli che sono di primavera, d'estate e d'autunno. Professore, non solo mieli, ma tanti sono i prodotti dei Colli Euganei, unici al mondo. Sì, certamente chi viene a visitare i Colli Euganei, oltre alla cultura, trova queste produzioni. Prima di tutto i vini di straordinaria qualità, perché vengono da climi assolutamente diversi e da terreni diversi. E poi l'olio che arriva qui ancora all'epoca romana ed è prodotto di eccellenza quanto di più. Ma il museo vero e proprio è all'esterno, attorno a noi. Ah, professore, che meraviglia! È questa la pace di Beatrice. Ah sì, questo è il vero museo, questo è il luogo dove si riesce ancora sui Colli Euganei a gustare questi silenzi, questi tramonti, a vedere le forme del paesaggio e a ritrovare appunto quella pace che cercava Beatrice. Villa Beatrice e il Monte Egemola sono proprietà della provincia di Padova. Come fare per arrivare in questo paradiso? In un modo molto semplice, si può raggiungere passando o da Valle San Giorgio in comune di Baone o da Cinto Euganeo. Le strade sono strette, paesaggistiche e già fanno capire che qui la natura è regina e che ci aspetta. Sentieri, passeggiate, spazi aperti in tutte le stagioni, anche quella autunnale e invernale, incantano e sono per tutte e per tutti. Non c'è bisogno di spiegare, qui tutto è chiaro, senza dire nulla. Qui il tempo si trasforma, si entra in silenzio, si esce in silenzio, ma non si è più gli stessi.